Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuelli, benvenuti alla 18ª puntata di stagione di Calcio di Rigore. Finalmente diamo anche il buon anno e il benvenuta nel nuovo anno nei nostri studi a Valentina Violini. Ciao Buonasera a tutti, buon anno. Tutto a posto? Tutto a posto, scusate per l'assenza, sono tornata. E questo ci fa piacere. Andiamo a salutare invece gli ospiti di questa serata. Iniziamo alla mia sinistra dove ritroviamo sempre con piacere, o meglio, dopo il 9-0 di ieri, l'opinionista Giacomo Alpini. Tanto a posto per me non è oggi, però... Aveva un viso tirato quando lo stavi presentando. Mamma mia. Ebbene, lui si tratta di un ritorno, era stato già nei nostri studi lo scorso anno, il difensore dell'Alfonsine Gabriele Barella. Buonasera, grazie per l'invito. Invece lui è la prima volta nei nostri studi, il DS del Morciano Calcio, Alex Vaselli. Buonasera. E infine lo ritroviamo sempre con piacere il centrocampista di Torconca, Nicola Casoli. Buonasera a tutti. Ciao Nicola, iniziamo da te. Hai visto Giacomo avvilito ieri, una partita davvero difficile da commentare, poi la vedremo, lo diciamo per i nostri spettatori, 9-0, a un certo punto vi siete anche fermati, non avete più osato. Sì, dai, è una partita che è difficile da commentare perché fa sicuramente un po' dispiacere vedere una società come Bellaria ridursi in queste situazioni, in queste condizioni. Meglio per noi, diciamo, perché almeno siamo riusciti a portare a casa 3 punti che servono come loro per continuare a sognare e adesso ci aspetterà una grandissima partita domenica contro il Del Duca. Ti è più dispiaciuto per il Bellaria o per lui che vi riprendeva? Forse per lui, che ha patito anche un po' di freddo perché non era sicuramente una bellissima giornata domenica. E tra poco ci toccherà vedere a Giacomo, vedremo proprio il servizio della gara tra Torconca e Bellaria. Alex, arriviamo a te, parliamo un attimo di prima categoria. Questo Morciano si è rafforzato nel mercato invernale, adesso vi aspetto un girone di ritorno che riprenderà il 21 gennaio per provare, perché no, a giocarsi le carte fino in fondo, no? Sì, noi nel mercato di riparazione dovevamo toccare poco. Abbiamo preso 2 giocatori, tra cui Volponi, che giocava a Torconca, e Gambuti dalla FIA. E quindi avevamo queste 2 pedine da aggiungere, tra l'altro fuori quota, così la squadra era già competitiva. Dovevamo muovere poco e questo è quello che abbiamo fatto. Adesso la cosa più difficile è attaccare la spina dopo la sosta domenica, perché andiamo contro il Valle Savio, che è una squadra giovane e quindi molto imprevedibile. Eh sì, ricordiamo che la prima categoria tornerà a giocarsi dopo un mese di stop, ultima partita il 17 dicembre, si riprenderà per l'appunto domenica. Gabriele, arriviamo a te, questo Alfonsine, un inizio un po' in sordina, poi vi siete ripresi, adesso siete lì tra le prime 3 della classe, però è lecito ancora sognare uno sgambetto alla Savignanese che sta andando veramente forte? Io adesso sono arrivato da 2 partite, quindi mi sto ancora un po' ambientando, però noi ci siamo detti che per noi ogni partita è una finale, quindi se vogliamo provare, anche solo provare, recuperare questi 7 punti di svantaggio, dobbiamo scendere in campo e provare a vincere tutte. Quindi proviamo e quando arriverà lo scontro diretto con la Savignanese credo che gli daremo del filo da torcere. Giacomo, stai pronto che tra poco ti lascio nelle mani di Valentina, ma prima sempre con la nostra Valentina e con l'ausilio del nostro Stefano Papini iniziamo a vedere quello che è successo ieri sui campi partendo dal torneo d'eccellenza. Granamica Argentana 1-2, Alfonsine Faenza 2-1, Diegaro Fiariccione 1-4, Corticella Marignanese 0-1, Classe Massa Lombarda 1-1, Real San Lazzaro Russi 1-2, Cervia San Pietro 1-1, Progresso Sampa Imola 1-2, Castrocaro Savignanese 1-3.
Molto brava, adesso andiamo a vedere la classifica sempre con il tuo Silvio Valentina e ce la mostra proprio adesso il nostro Stefano Papini. Come detto da te, abbiamo in testa la Savignanese a 41 punti, subito dietro il Classe 37, Alfonsine 34, Castrocaro 32, Diegaro 31, Granamica 30, Corticella Fioricione 29, Argentana 28, Massa Lombarda 27, Russi 24, Marignanese Cervia 22, Progresso 21, Sampa Imola 20, Faenza 18, San Pietro 14 e Real San Lazzaro 0. 0 punti, hai detto bene. Adesso prima di andare a vedere i primi servizi della serata, intanto chiedo al nostro Stefano Papini se ci mostra le immagini pervenute dalla nostra Delaila, quelle inerenti a Progresso San Pimo. Ecco, vediamo qui, vittoria per gli ospiti per 2-1, ma lascio a te la parola Valentina. Io volevo chiedere a Giacomo il sunto di questa giornata di campionato. Sì, allora, giornata molto importante soprattutto per la parte alta della classifica. La parte alta della classifica dove vede la Savignanese con sofferenza riuscire a portare via 3 punti a Castrocaro, una partita nel big match di giornata è riuscita veramente con sofferenza, quindi da grande squadra, a portare a casa i 3 punti e ha allungato, ne ha approfittato del secondo passo, mezzo passo falso del Classe e si è portato avanti a +4. Quindi di conseguenza inizia la prima vera fuga di questo campionato. Fino adesso Savignanese e Classe si alternavano o appaiate addirittura al primo posto, adesso c'è questa prima fuga. Ne ha approfittato anche l'Alfonsine. L'Alfonsine già 2 settimane fa l'avevo detto, se riesce a aggiustare il reparto difensivo, e qui ha un ottimo rinforzo, nel mercato di gennaio ha portato un ottimo rinforzo, può dire ancora la sua. È vero, adesso sono 7 punti, ce ne sono 3 per raggiungere il Classe, ma può dire veramente la sua. Per quanto riguarda invece la zona del salvezza, vittoria importante della Marignanese e del Russi. Russi è vero che affrontava il Real San Lazzaro, il fanalino di coda, una squadra che a livelli più o meno, visto il girone tra eccellenza e promozione, è come il Bellaria, anche se magari fosse come il Bellaria perché avrebbe qualche gol in meno subito, e quindi ha portato a casa i 3 punti che era d'obbligo, però con qualche piccola sofferenza. La Marignanese invece è andata a vincere veramente molto bene contro il Corticella e si sono portati fuori dalla zona play-out. Per quanto riguarda il resto delle squadre della nostra zona, in zona salvezza, mezzo passo falso del Cervia, forse anche di più, che se non sbaglio si è già costata la panchina del mister del Cervia con il ritorno di mister Piraccini, che ha buttato via una vittoria nei confronti del San Pietro in Vincoli, contro il San Pietro in Vincoli, malgrado il vantaggio si è fatta raggiungere. Da mettere in evidenza per il San Pietro in Vincoli il ritorno dopo 2 mesi di Elie Foschi, che ha fatto il gol del pareggio dopo 2 mesi di infortunio, però purtroppo è stata anche macchiata dalla doppia ammonizione, quindi dell'espulsione. Quindi un protagonista in positivo per il San Pietro in Vincoli che tiene questo lumicino acceso per questa salvezza. Grazie Giacomo. Prego. Esaustivissimo. Ora andiamo a vedere la sintesi di Cervia contro San Pietro. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. La miglior partita del San Pietro degli ultimi mesi, finalmente si è rivista la squadra dello scorso torneo, anche se di libero la partenza è già in salita quando al quarto Bondi con un magistrale calcio piazzato beffa l'estremo ospite portando in vantaggio il Cervia, da applausi la punizione del numero 10 in maglia giallo-blu. Al 18esimo il Cervia va nuovamente alla conclusione con questo tiro di Gentili bloccato da Bisi. È la volta di San Pietro in Vincoli che si rende pericoloso per la prima volta. Giordumi in area a metà centro, ma Mazzalini devia in corner salvando sulla linea di porta un'azione confusa. Il Cervia si fa vedere dalla parte opposta con Bondi che serve magistralmente Farabigoli, che in corsa riesce ad andare alla conclusione, ma Bissi respinge di pugno. Sul fine di tempo arriva una punizione dalla distanza di Barducci, bloccato ai 2 tempi dall'estremo di casa, squadra a riposo sull'1-0. Nella ripresa il San Pietro parte subito forte, 1-2 tra Casadio e Giordumi, ma Casadio solo davanti a Stella sbaglia cercando il tocco sotto.
Passano i minuti e all'11° Foschi mette al centro per Giordumi che devia alto, ma tutto viene reso vano dal fischio del direttore di gara per una posizione di fuorigioco. Il Cervia prova a rispondere con 2 conclusioni al volo ad opera di Morene, una che viene bloccata da Bissi, l'altra che è fuori misura, ma sul più bello i padroni di casa perdono palla ingenuamente. Foschi intercetta un passaggio in direzione di Domini e il suo tiro a sorpresa beffa l'estremo di casa, stella per il pareggio, ospite, squadra a festeggiare il proprio tecnico Freschi. Al 25° arriva anche una bordata alla distanza d'opera di Gaiani, bloccata senza problemi. Nel finale il San Pietro rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Foschi per doppia ammonizione per un fallo su Scarpellini. Il Cervia prova a punire l'avversario con questo colpo di testa di Bondi su servizio di Domini, ma il pallone termina fuori di un nulla. Ancora Cervia in avanti, sempre con Bondi che si aggiusta la palla e tira, ma Bissi blocca. All'ultimo secondo del recupero Migliaccio tenta l'effetto sorpresa, ma il suo diagonale è fuori di un nulla. 1-1 e tutto sommato un risultato giusto. Gabriele, allora, le difficoltà di questo campionato, no? Abbiamo visto che voi siete partiti con notevoli difficoltà, ricordiamo lo scorso anno eravate in Serie D, ripartire da capo, tu inizialmente non c'eri, ma che tipo di ambiente hai trovato nella tua attuale squadra? Ho trovato un ambiente molto giovane, tutti i ragazzi molto giovani, a parte il capitano, Federico Innocenti e suo fratello attaccante, che fanno veramente la differenza in questa categoria. Infatti, e tra l'altro, scusami, hanno risolto la penultima partita prima di quella la penultima partita, sì, che è un gran gol su punizione. L'ultima hanno giocato praticamente tutto loro, perché uno imposta e l'altro fa gol, quindi no, però anche gli altri ragazzi ho massima fiducia, ho trovato un gruppo bellissimo, sono molto contento di essere andato là, anche se non sono proprio vicinissimo a casa, va bene così. Bellaria non ti manca quindi? Non è che non mi manca, cioè, Bellaria è stata una bella parte della mia carriera, con parentesi molto brutte, che era ora di chiudere secondo me. Mi hanno cercato di ricontattare anche quest'anno, ma ho preferito andare a San Marino, quindi ti sei salvato in corner. Qualche cosa mi mancava un po' di meno, diciamo. Vedi, il secondo tifoso in Italia ti ha detto cambia squadra, vedi poche parole. Io te lo dico sempre. Valentina. Passiamo a vedere la sintesi tra San Lazzaro contro Russi. I russi conquista 3 punti fondamentali uscendo al momento dalla zona rossa di classifica, battendo in esterna il fanalino di coda Real San Lazzaro. La gara si mette subito sul binario giusto per i falchetti che vanno a bersaglio con una discesa sulla destra materializzata in rete da Costantini. È la volta di Fabi che dalla sinistra stoppa la sfera, poi tenta la conclusione verso lo specchio della porta. Maglia blocca senza problemi. Bini da fuori aria chiamano la respinta lo stesso Maglia. Infine sia Grimellini che Fabri vengono stoppati dal muro di casa. Ma il raddoppio non tarda ad arrivare. Da un calcio piazzato Mbegue stoppa il pallone con il braccio in area di rigore. Per il direttore di gara si tratta di penalty. Dagli 11 metri Grimellini non si fa pregare facendo il gesto del cuore rivolto ai propri tifosi. E 2-0 per i russi. Nella ripresa Fabri scalda fin da subito il portiere Maglia con una conclusione ribattuta da quest'ultima in corner. Da una punizione innocua Giacobbe si procura il rigore che lui stesso trasforma dimezzando le distanze per i suoi, riaprendo un match che sembrava già chiuso per colpa anche dei russi, ma i falchetti ne rispondono nell'immediato. Il tiro di Coralli viene respinto da Diouf con un braccio in area di rigore. Nuovo calcio di rigore, Cacciapuoti stile Maspero in un derby Torino-Juve di inizio anni 2000 scava la buca davanti al dischetto. Grimellini prende palla, parte ma Maglia respinge. Sulla ribattuta lo stesso Grimellini mette al lato. L'ultimo brivido lo reca Pasculli, la cui conclusione finisce fuori di un nulla. Contiamo in studio, no? Guardavi male. Ma sentiamo che vociferavi. Oltre alla partita vista, anche sul Diegaro avevi qualcosa da dire? Sì, ma prima volevo dire una cosa. Vai. Per me non è Grimellini che ha sbagliato il secondo rigore. Ancora ci siamo, è Grimellini, sì, è Grimellini. Mi sembra strano, vabbè, perché non era la sua fisionomia. Ah, quindi ti sei innamorato di Grimellini adesso?
E il prossimo anno viene da noi. Mi preoccupi tu, lo sai. Questo fuori onda è stato sì, infatti un po' dibattuto. Dicevi, oltre a questa cosa... Sì, sorprendente la seconda sconfitta del Diegaro, soprattutto perché incontrava una FIA Riccione che era in grosse difficoltà con la panchina a rischio e invece ha perso in casa e anche in malo modo, perché un 4-1 in casa è un risultato pesante, perdendo anche contatti con la testa della classifica, quindi è un po' la sorpresa di giornata. Volevo chiederti un'altra cosa, vado su di te, perché sei sempre nel mezzo, su Gabriele. Questi campionati, si sta parlando tanto del possibile fallimento anche in Serie C, oltre che del Modena, anche del Vicenza. Abbiamo visto appunto nel commento la partita tra Real San Lazzaro e Russi. Tu da giocatore non ti senti un po' anche preso in giro? Mettiamo caso che la Fonsine proprio nelle ultime giornate si debba giocare la vittoria finale. Chi va adesso a giocare contro il Real San Lazzaro, non dico al 100%, però almeno al 90% ha la vittoria in tasca. Purtroppo in questo momento in Italia c'è proprio tutto un movimento che sta andando in crisi, quindi non mi devo sentire preso in giro io come giocatore, ma proprio tutto il sistema andrebbe un po' ridimensionato, a partire dalle basi, quindi dai dilettanti, per poi arrivare di sopra, perché anche in nazionale non è che facciamo belle figure, però non me lo ricordo. si è già scordato tutto, evidentemente qua non ne parla più nessuno, quindi... È vero, mi trovi d'accordo. Allora, andiamo a vedere con il nostro Giacomo Valentina il prossimo turno, che si fa interessante soprattutto per alcune squadre che lottano per la salvezza, tra le quali Faenza e Cervia. Vedremo il Sampa Imolo contro la Fonsine, Faenza Cervia, Russi contro Classe, Massa Lombarda Corticella, Marignanese Diegaro, Savignanese Fiariccione, Castrocaro Granamica, Argentana Progresso, San Pietro contro Real San Lazzaro. Ecco Stefano, rimanimi qualche secondo su questa grafica per favore, Stefano dalla regia. Giacomo, Savignanese Fiariccione, si attende la Fiariccione una risposta dopo la vittoria importante sul campo del Diegaro, ma lo stesso anche Marignanese e Diegaro, ti parlo di formazioni riminesi in questo caso, sono due sfide interessantissime. Sì, condivido la scelta delle due squadre, delle due partite. Invece Gabriele, voi andate sul campo della San Primo, l'abbiamo visto prima nel servizio della nostra Delaila, che ieri ha vinto in esterna sul campo del Progresso, non una sfida certamente facile la vostra. No, perché tutte le squadre che si vogliono salvare a questo punto del campionato giocano col coltello fra i denti. In più noi abbiamo il nostro attaccante squalificato, quindi sarà veramente dura, però come ho detto noi dobbiamo cercare di vincere tutte. Ebbene, adesso dall'eccellenza ci spostiamo in promozione Romagna, girone D, e qui andiamo a vedere quello che è successo nel turno di ieri, dove c'è soprattutto la vittoria importante in uno scontro diretto per quanto riguarda la capolista Giovane Cattolica. Valentina. Gambettola Calcio Cotignola 1-2, Igea Marina Pietracuta 0-0, Football Cava Reda 2-0, Reno Ronco del Vais 1-1, Gatteo Savarna 0-0, Del Duca Ribelle Savio Calcio 1-1, San Pierana Stella 3-2, Bellari Marina Torconca 0-9, Giovane Cattolica Tropical Coriano 2-0. Andiamo a vedere anche la classifica che si fa interessante molto per il Torconca. Lo hai appena detto, abbiamo in testa appunto il Giovane Cattolica 42 punti, Torconca 36, Pietracuta 35, Calcio Cotignola 34, Tropical Coriano 32, bravissima. Ronca del Vais Forlì 31, Reda 30, Reno 29, Del Luca Ribelle Gambettola 28, Football Cava 26, Gea Marina 25, San Pierana Stella 23, Savarna 21, Savio Calcio 15, Gatteo 10, Bellari Gea Marina 3. Ebbene, allora andiamo a vedere con Nicola, iniziamo da te. Torconca secondo in classifica, avevamo detto a inizio stagione parlando, avevate vinto i 2 derby, uno di Coppa Italia e uno alla primissima di campionato. Vi siete quasi ripetuti con il terzo risultato positivo nei derby, con il pareggio se non sbaglio di inizio anno, e a questo punto siete secondi in classifica, siete la vera antagonista del Giovane Cattolica. La domanda è scontata, quanto credete nella vittoria finale di questo campionato? Ma adesso intanto noi ancora dobbiamo salvarci, quindi ancora l'obiettivo rimane quello. Poi sicuramente ormai non ci nascondiamo più sul fatto che almeno i playoff vogliamo raggiungerli, sapendo pure che ci sono 5-6 squadre che possono lottare tranquillamente per lo stesso obiettivo. Però noi faremo in modo di tenere fino alla fine aperto questo campionato, di sfruttare al massimo ogni passo falso del Cattolica. Adesso ti faccio un attimo rifiatare, poi voglio tornare su di te. Cosa andiamo a vedere? Appunto la sintesi tra Bellario contro Torconca. Romagnasport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto.
14 gennaio 2018, il calcio a Bellaria è morto, grazie a lui buon Sauro Nicolini non sa più che pesci pigliare, si dice a Napoli, una marea di dirigenti alternati negli ultimi anni con tanto di panchina d'oro, per tanti che magari la panchina non l'avevano mai conosciuta e per tanti dirigenti che tanto dirigenti non erano. Morale della favola, dalla Serie C2 alla promozione, o meglio da ieri ufficiale o quasi anche l'ennesima retrocessione addirittura in prima categoria. Lo scempio si chiama gara interna con Torconca, addirittura sconfitta per 9-0, rifilata dagli avversari con giocatori arrivati a destra e sinistra che hanno fatto quel che potevano senza neppure conoscersi. Bellaria è divenuta peggio di Roma, metropolitana go-go per una terra chiamata Nanni, divenuta preda di turisti passeggeri. Ce la ricorderemo questa dirigenza, se mai qualcuno se lo dimentichi, entriamo nel vivo della partita e cercheremo di fare un commento molto soft. L'inizio di gara vede un cross di Cecchi con Romeo che mette in corner dalla bandierina girata di Fedeli per l'1-0 ospite. Poco dopo, doppia conclusione di Cristofan ribattuta dall'ottimo Romeo, ma il raddoppio arriva un minuto più tardi per opera dello stesso Cristofan che in contropiede batte l'incolpevole estremo di casa. Dall'altra parte Federico cerca di svegliare i suoi, ma la sua conclusione è una carezza per Melchiorri. Discesa di Gasperini, cross al centro per Cristofan per il 3-0 e sono passati solo 20 minuti di gioco. Azione coppia, 4 minuti più tardi Gasperini se ne va, palla al centro per l'appoggio in rete di Fedeli, 4-0. Per il Bellaria arriva questa punizione di Federico, fuori di un nulla. Torconca invece che si rende pericoloso dalla bandierina con questo colpo di testa di Mendy, palla che però termina al lato. Altro lato, botta di Cristofan, Romeo respinge. Per il Bellaria si fa sempre più dura, viene espulso Montecasino proprio per aver combinato un vero casino in campo. Finale di tempo con un salvataggio col cosiddetto fattore C per il Bellaria, con la conclusione sventata nuovamente da Romeo. Nella ripresa partenza col botto, Fedeli ruba palle e trafigge l'incolpevole Romeo per il 5-0. Il Torconca insiste, pallonetto di Cristofan, sfera alta, alto contropiede del Torconca con Fedeli che realizza la sesta rete. Ennesimo contropiede, ma è sempre lui per il 7-0, alias Fedeli. Romeo salva quel che può, il Torconca si divora almeno un altro paio di occasioni prima del doppio Gambelli che trova prima l'8-0 infilando l'estremo Romeo, poi 9-0 saltando ancora una volta il portiere in uscita e fine dei giochi. Complimenti a tutti, applauso finale e ci dispiace solo per questi ragazzi costretti a giocare davvero in una situazione inverosimile. Allora, Nicola, io adesso mi passerà la battuta il nostro Giacomo. Voi vi siete fermati sul 9-0, ma se giocavate fino all'ultimo minuto quanto la potevate vincere questa partita? È anche brutto commentare questa partita, però il migliore in campo diciamo che è stato il portiere loro perché ha salvato anche parecchi gol, quindi sicuramente il risultato poteva essere molto più gravoso. E sono una squadra che non si può neanche definire tale perché erano proprio, vigeva l'anarchia in campo, non c'era più uno schema, non c'era più ordine, non c'era proprio veramente nulla. È anche un dispiacere vedere perché comunque c'erano stati dei segnali di ripresa per il nostro amico Giacomo. Allora andiamo a vedere il secondo servizio. Vale. Ci spostiamo da Bellaria nella vicina Egemarina per Egemarina contro Pietracuta. Sta arrivando, Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF Termo d'Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada a secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. I J Pietracuta tornano a battagliare sul campo dopo le polemiche della scorsa stagione, quando a trionfare in prima categoria furono gli adriatici, con il Pietracuta che ottiene i pass per la promozione grazie agli spareggi vinti con Verrucchio e Misano. La gara è parecchio accesa, saranno 2 le espulsioni, una per parte. Il primo pericolo arriva dalla bandierina con il colpo di testa di Zanotti che termina all'alto. Pasticcio della difesa rossoblu poco dopo tra Amadei e Lasagni, la prendo io, la prendi tu. Bella Vista come terzo incomodo ne approfitta ma non incide, permettendo il salvataggio dello stesso Amadei. Alilai dall'altra parte con una solo personale tenta di bucare la porta locale, ma Rossi blocca senza affanni. Della Motta nella ripresa cerca di colpire da calcio piazzato, Lasagni si supera nella deviazione in corner.
Sul versante opposto, Alilai, sempre da calcio piazzato, pesca Fratti che nonostante la trattenuta in area di rigore riesce a toccare la sfera che non crea grattacapi alla porta difesa da Rossi. Ligea poco dopo rimane in 10 per l'espulsione di Casadei, Pietracuta che prende coraggio, tiro di Fabbri a botta sicura, murato dalla retroguardia di Casa. Fratti allora decide di colpire dal calcio piazzato, chiamando la deviazione in corner l'attento Rossi, mentre in contropiede Ligea prova a far male, ma è Lasagna a frenare in stile Karate Kid addosso al piccolo Bellavista che rimane a terra per qualche minuto prima di uscire. In contropiede il neoentrato Brighi brucia Amadei, ma la sua zampata termina di un niente al lato, creando sì questa volta dei grattacapi alla porta difesa da Lasagni. Ristabilita poco dopo la parità numerica, altra entrata scomposta questa volta di Fabbri e via negli spogliatoi anzitempo. Gara che termina con questo tentativo dalla distanza proibitiva ad opera di Celli, senza fortuna, 0-0 tra prima e seconda dello scorso torneo di prima categoria. Sul Bellaria non ti ho fatto fare nessun commento e la chiudiamo qui. Mi fai un commento su questa partita? Sull'Egea Marina, che è vicino, dai. Piacerebbe chiudere lì un discorso che però fosse magari iniziato. Però va bene, dai. Allora, per quanto riguarda la partita di ieri è un remake dell'anno scorso, quindi della conquista del primo posto per la prima categoria. L'ha appena detto anche Daniele nel servizio. Sì, sono due squadre che affrontano sempre a viso aperto e a livello agonistico molto elevato, visto la doppia espulsione, due espulsioni e le 6 ammonizioni. Non si tirano sicuramente indietro e danno sempre vita a una partita molto carica a livello agonistico. Forse in questo caso l'Igea avrebbe bisogno di un attaccante un po' più di peso per cercare di concretizzare un po' di più. Ho visto anche dalle immagini che si è fatto male Bellavista e dalle informazioni che mi sono giunte dovrebbe avere un problema alla spalla, gli faccio gli auguri di una pronta guarigione. Li facciamo tutti. Bisogna ancora valutare l'infortunio, però sembra che qualche giorno lo perda. Peccato perché in questo momento l'Egea sta concretizzando veramente molti punti per questa salvezza diretta. In questo momento giocare contro l'Egea, già lo dicevo settimana scorsa anche il ragazzi di Pietracuta, è molto difficile e in effetti continua al massimo a perdere il pareggio, cioè più di tanto non si riesce a sconfiggere questo Egea in questo momento. E ne ha approfittato il Giovane Cattolica di questa situazione. Già. E proprio? Concludiamo infatti la carrellata di servizi con la sinistra Cattolica contro Coriano. Dopo i derby con il Torconca, altro duello di alta classifica per il Cattolica, Calcalbi riceve il Tropical Coriano. La formazione di Giorgia approfitta nel migliore dei modi anche del pareggio del Pietracuta per prendere ulteriore largo sugli avversari. Con le immagini a cura di Paolo Arcangeli ci spostiamo sul rettangolo di gioco. Già in avvio il Cattolica passa, come rimedia un penalty dagli 11 metri si presenta Cassola che trova il vantaggio per i giallorossi oggi in maglia nera. Il Coriano tenta di rispondere con questa staffilata fuori misura ad opera di Franca, più pericoloso il calcio piazzato battuto da Angelelli, sventato in corner dall'attento Andreani. Dalla bandierina arriva il colpo di testa alto di Stanco. Prima della mezz'ora segnali di risveglio ad opera di Vitaioli che da calcio piazzato manda la sfera sopra la traversa. Cattolica che insiste, Passini apre per Casola, cross al centro, Leardini ci mette una pezza. Padroni di casa che non demordono con questo tiro centrale ad opera di Delia. Dall'altra parte triangolazione tra Pari e Franca con quest'ultimo che conclude fuori misura. Altra discesa di Franca, traversone al centro per la testa di Stanco che centra il legno alla sinistra di Andreani. Ancora correre in avanti, tiro di Pari bloccato da Andreani, in chiusura calcio piazzato battuto da Vitaioli con Andreani che è costretto a respingere di pugno. Nella ripresa parte forte il Cattolica, gran tiro dalla distanza di Cuomo, Leardini respinge in corner. Al 23esimo punizione di Casola per Mazzoli, abbracciato da Olivieri per il direttore di gara, trattasi di calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Casola, a quest'ultimo non riesce la speciale doppietta personale dagli 11 metri con Leardini che ipnotizza il giocatore cattolichino. Il pieno recupero arriva il raddoppio del Cattolica, Brighi entra in area di rigore dopo un grande slalom, centra l'angolo alla destra di Leardini festeggiando la marcatura con il pubblico amico. Cattolica che continua a comandare anche in questo avvio di 2018, Torconca ancora lontano e da stasera sicuramente lo è ancora di più anche il Tropical Coriano che di fronte allo strapotere della prima della classe nulla ha potuto, anche se segnali di reazione ad opera degli ospiti ci sono stati e come con di mezzo anche un legno colpito.
Mentre chiedo a Stefano Papini di farci vedere il prossimo turno, così vediamo anche che sfide ci riserverà, volevo sentire un attimo con l'amico Alex. Che idea ti sei fatto di questo campionato, vedendo anche la Giovane Cattolica vicino a Morciano che lo sta conducendo? La Giovane Cattolica è una buonissima squadra. Secondo me ci sono 2 o 3 squadre che possono lottare, però forse la Giovane Cattolica è quella strutturata meglio dal mio punto di vista. Il Morciano ci potrebbe stare in questo campionato? Il Morciano ci potrebbe stare benissimo. Perché vedendo anche quello, Ale, che si sta succedendo un po' alla Favola Pietracuta, lo scorso anno per l'appunto era impegnato in prima categoria proprio con il Morciano e le varie squadre, quest'anno sono terzi in classifica, un punto dalla seconda Torconca, perché no, magari il miracolo si potrebbe ripetere, sappiamo la storia del Morciano di qualche anno fa. Il Morciano è una piazza che è stata abituata bene e quindi in realtà la piazza chiede di fare il salto di qualità. Ed noi ce la mettiamo tutta la settimana, abbiamo strutturato questa squadra per fare bene, ogni settimana ci prepariamo alla domenica per cercare di non guardare gli altri ma di guardare in casa nostra e cercare di portare a casa i più punti possibili per poi vedere dove arrivare. E poi tra poco arriveremo anche a parlare di prima categoria. Valentina? Abbiamo il prossimo turno che non leggiamo? No, mandiamo allora avanti. andiamo direttamente in pubblicità e ci vediamo tra poco. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64. Info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DTGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da sport, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Valentina, abbiamo Giacomo che si vanta delle proprie riprese. Ti rendi conto dove siamo arrivati? Ha fatto un servizio bellissimo. Ma uno che meglio cuore! Uno meglio dell'altro. Adesso quello di questa settimana, però la settimana scorsa ho fatto dei numeri. Infatti Io volevo rubarvi 30 secondi. Rubaceli. Volevo fare i complimenti a mister Franco Varella, che è stato nominato il nuovo selezionatore della nazionale San Marino, quindi il babbo di Gabriele. Quindi complimenti e in bocca al lupo a mister Varella. Ci uniamo anche noi, Gabriele, gli hai fatto i complimenti a papà? Io sì, sono molto orgoglioso come sempre di lui. Bravo, noi invece non siamo orgogliosi di Giacomo, diciamo tranquillamente. Va bene, andiamo a vedere risultati e classifiche per quanto riguarda la promozione marchigiana. Ci spostiamo un attimo nelle Marche prima poi di concludere con Alex tornando sulla prima categoria Romagna. Prego. Abbiamo avuto Camerino Filotranese 0-0, Senigallia Olimpia Marzocca 3-1, Lauretina Moie Valesina 1-0, Mondolfo Osimana 1-4, Nuova Real Metauro Gabiccio Gradara 2-2, Passatempese Valfoglia 1-2, Porto Recanati Villa Musone 2-3, Sassoferrato Cantiano Calcio 1-0. Andiamo a vedere la classifica sempre con l'ausilio del nostro Papen alias Stefano Papini. Abbiamo subito in testa la Filotranese seguita a 30 punti, seguita da Sassoferrato 29, Olimpia Marzocca 26, Mondolfo Valfoglia 25, Gabiccio Gradara 24, Porto Recanati 23, Villa Musone Senigallia 21, Cantiano Calcio Camerino 19, Osimana 17, Passantempese 16, Lauretina 14, Moie Valesina 11, Nuova Real Metauro 10. Allora Giacomo, arriviamo da te, che giornata è stata questa qui guardando anche i risultati e classifiche? Ti aspettavi il pareggio del Gabic su un difficile campo, occorre dirlo. Sì, mi aspettavo il pareggio del Gabic e soprattutto un risultato positivo del Gabic visto le ultime sconfitte negli ultimi turni, anche se ieri è dovuto sudarsela perché è sempre in svantaggio, è riuscito con Rossi e Santucci a recuperare. E ci sono delle piccole ancora cose da perfezionare, Muratori ha sbagliato un rigore e poi quell'episodio alla fine a tempo scaduto dove il portiere Palazzi praticamente si è scontrato con l'attaccante della squadra avversaria battendolo, espulsione, rigore. È entrato questo giovane portiere e ha parato questo rigore al 93esimo se non sbaglio. Guarda, più che a battere gli ha tirato un cazzotto, però va bene non potevo dire cazzotto perché altrimenti ne avrei dati tanti oggi e quindi... va bene, allora Valentina. Andiamo a vedere il servizio tra Gabiccio contro Real Metauro. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Nell'ultima gara di andata si dividono la posta in palio Nuova Real Metauro e Gabiccio Gradara. Voglia di riscatto ma piena emergenza per Fabri & Company. Auto Sabatini Grassi, squalificato Arduino Costa. Mister Barattini inventa Pratelli terzino sinistro e si affida al ritorno dopo diversi mesi di Facondini. Partono bene i padroni di casa che dirigono il match sino al 25esimo. Più contratti rossoblù che al 4° minuto non si fanno sorprendere sull'inzuccata di Boiani. Al 15esimo però Traiani vede tutto solo Cerretti che infila sul secondo palo. Ancora Real Metauro al 18esimo, Bravi prova il lob che esce di poco. Al 21esimo invece Palazzi a disinnescare la deviazione di testa di Parmegiani.
Gabice Gradara emerge dall'ombra al 25esimo, Ceramicola conquista un penalty. Dagli 11 metri Muratori la piazza, però fuori dal 7. Adriatici che restano in scia al 32esimo, Rossi viene stoppato al momento del tiro da Omiccioli. In percussioni rossoblu al 33esimo, Rossi viene questa volta beffato dal palo. Sul prosieguo dell'azione poi in due tempi Maramonti sul tiro di Santucci. Dalla parte opposta al 36esimo Boiani trova pronta la croce di Palazzi, mentre al 37esimo è Muratori a spizzare di poco alto. Buon momento ospite Maramonti su Rossi, poi Facondini in tuffo, out di un soffio. Lampi che trovano il sereno al 45esimo, Santucci per Ferrani che deposita sul secondo palo al volo Rossi, non sbaglia il colpo. Ultima fiammata locale prima del tè caldo, la deviazione di Scarponi diventa un assist per Braci, Palazzi, presenza fissa. Ripresa che si apre con il tentativo di Facondini, risposta locale con Bracci che sbaglia lo stop. Non sbaglia invece al 70esimo Traiani che va via in velocità, sterzata e piatto a fuori Sacco. Vantaggio che dura appena 6 minuti con Rossi che indirizza dalla parte opposta per Santucci che di prima intenzione sigla il 2-2. Al 40esimo Rosso per Palazzi su fallo di reazione e rigore per il Nuovo Real Metauro. Dentro il giovane classe 99 Lorenzo Alessandrini che intuisce la traiettoria di Bracci, poi al 43esimo blocca le speranze di vittoria. Al triplice fischio Nuova Real Metauro 2, Gabice Gradara 2. Ebbene, rientriamo in studio, faccio io un piccolo punto per quanto riguarda la giornata di ieri. La Filotranese continua ad essere al comando, si muove a piccoli passi, ha ottenuto un pareggio importante sul campo del Camerino. Chi fa un grosso sbalzo in avanti è il Sassoferrato in virtù della vittoria per 1-0 sul Cantiano che era apparso ovviamente in ripresa soprattutto dopo la vittoria del 23 dicembre contro il Gabice. Invece poi ieri, lo ricordiamo, si è giocato anche il big match tra Senigallia e Olimpia Marzocca con l'ex seconda in classifica, per l'appunto la squadra ospite, che è uscita sconfitta per 3-1, e se così vogliamo dire c'è stato anche un mezzo passo falso del Mondolfo che quarto in classifica ha perso per 4-1 in casa contro l'Osimana. Andiamo a vedere il prossimo turno con la nostra Valentina e con la collaborazione del nostro Stefano Papini, un turno che si fa interessante soprattutto per i Gabice, squadra che seguiamo da vicino. Prego Vedremo Valentina. scontrarsi il Mondolfo contro il Cantiano Calcio, Porto Recanati Gabice Gradara, Senigallia Moglie Vallesina, Sassoferrato Nuova Real Metauro, Passatempese Olimpia Marzocca, Filotranese Olismana, Lauretina Valfoglia, Camerino Villa Musone. Perfetto, bravissima. Adesso ci spostiamo in prima categoria, ovviamente non si è giocato, ma sempre con il nostro Stefano Papini chiedo un attimo la collaborazione per vedere nell'ultima classifica. Siamo rimasti fermi qui nel 2017, ultima giornata d'andata, si concludeva così con il Novafeltri al comando, subito a seguire il Real Miramare e poi tutte le altre squadre. Quella che ci interessa stasera da vicino è il Morciano con la presenza del nostro Alex che è quarta in classifica. Alex, non siete molto lontani dalla prima in classifica, tutti lo dicevo a inizio trasmissione, avete fatto anche un mercato di riparazione dove dicevi tu che servivano giusto 2 tasselli, li avete acquisiti, adesso c'è tutto un girone da giocare. Qual è la squadra più forte secondo te di questo campionato però? Allora, la più forte, quella che mi ha impressionato di più è Real Miramare, che è una squadra con dei nomi importanti, però sono quelle squadre che se ha voglia di giocare non ce n'è per nessuna. Quella che è più difficile forse da incontrare è il Novafeltri, perché quando vai a giocare da loro è molto difficile per il campo, per i tifosi che hanno, l'ambiente che c'è è molto difficile, perciò ci sono queste squadre qui. Il Poggio è una buonissima squadra, secondo me è un campionato livellato e sarà livellato fino alla fine, come tutto il campionato, che sono convinto che fra i play-off e i play-out alla fine del campionato ci saranno 7-8 punti. Senti, flop, se così vogliamo dirlo, in virtù anche dei tanti nomi che compongono la rosa, si può definire Riccione fino a questo momento? No, secondo me Riccione c'erano molte aspettative all'inizio e forse quella è stata
una vera problematica, oltre ai problemi interni che avranno avuto, perché noi siamo andati a vincere da loro, anche se è stata una partita veramente difficile. Però secondo me il Riccione verrà fuori nel girone di ritorno, e quindi il Riccione verrà agganciato a tutte le squadre che sono in lotta per cercare di vincere questo campionato. La sorpresa, possiamo dirlo, l'Athletic Poggio, dopo la fusione di quest'estate. Sì, l'Athletic Poggio è una sorpresa, però noi l'abbiamo vista la terza giornata di campionato e già ci eravamo resi conto che era una buonissima squadra, quindi in realtà è una sorpresa relativa per chi non l'ha già incontrata, e noi ci eravamo resi conto subito che era una buona squadra attrezzata bene. Un campionato molto equilibrato, definirlo prima categoria non mi sembrerebbe, in virtù anche delle piazze. Se pensiamo al Misano, tanto per citare un nome, lo stesso Riccione, no? Forse ci sono piazze che meriterebbero categorie maggiori. Sì, sono piazze che meriterebbero categorie maggiori, però nel calcio vince solo una squadra, quindi in realtà ogni anno ci sono delle problematiche che ognuno deve affrontare, ogni anno ci sono delle situazioni diverse, quindi è difficilissimo vincere i campionati in tutte le categorie, anche se in questo caso la prima categoria secondo me è un bellissimo campionato molto equilibrato. Mi trovo assolutamente d'accordo, infatti noi lo stiamo seguendo proprio con la nostra emittente. Invece prima ne parlavamo a telecamere spente, spieghiamolo anche per i tanti appassionati di Morzano, siete stati anche in vetta a questo campionato di prima categoria, poi cosa è successo in quel momento? È successo come in molte squadre, che magari è tipo una ruota che gira, è il periodo che va bene. Noi abbiamo avuto a dicembre un momento un po' difficile tra infortuni, gente che comunque lavorava e nei periodi sotto Natale faceva fatica a venire. Anche pur avendo una rosa competitiva, comunque tutti gli infortunati che avevamo li avevamo nella zona difensiva, che era un reparto che noi nelle 9 partite avevamo preso pochissimi gol, e quello ci ha messo un po' in difficoltà. Dopo siamo stati molto bravi, lo staff tecnico ha lavorato benissimo per arrivare all'ultima partita ed andare a vincere a Verrucchio, che secondo me lì è stato un segnale veramente importante. Importante. Senti, l'ho conosciuta lo scorso anno proprio nei nostri studi, la presidentessa Daniela Palombi. Vuoi fare anche un saluto a tutto lo Spontriciolo e a lei in particolar modo, so che ci segue? Vi saluto. Tra l'altro sono andato a vedere l'amichevole che hanno fatto venerdì sera contro il Misano, quindi ho approfittato per vedere sia il Misano che lo Spontriciolo, salutare tutti i ragazzi, quindi gli faccio un in bocca al lupo per il campionato, ci stanno riprendendo anche loro, anche loro hanno avuto dei momenti difficili dal punto di vista degli infortuni, e quindi in bocca al lupo a tutto lo Spontriciolo, speriamo dai che ritornino in prima. Speriamo, li facciamo in bocca al lupo anche a noi. Allora, per gli appassionati di calcio rimanete collegati con noi, perché tra poco tutto su Rimini Calcio, in virtù anche della trattativa tra croati e ungheresi e per l'appunto l'attuale società con al capo Giorgio Grassi. Oggi c'è stata un'importante conferenza a Sant'Arcangelo, sviluppi, interviste esclusive, tra poco lo scoprirete in Sport Up. Ringrazio intanto per la prima parte Valentina Violini. A tra poco. Ringrazio il nostro opinionista, purtroppo vi tocca ringraziarlo anche stasera dopo il 9-0, Giacomo Alpini. Ciao Daniele, grazie a tutti. Ringrazio il difensore dell'Alfonsine Gabriele Varrella. Grazie per l'invito. E complimenti ancora a papà. Ringrazio il direttore sportivo del Morzano Alex Vaselli. Grazie a voi. E infine saluto Nicola Casoli, centrocampista del Torconca. Grazie a voi e buona serata. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up.